Gloria a Dio. Un passo che è scritto in Matteo, capitolo 12, dal primo verso fino al verso 8. Matteo capitolo 12, dal primo verso fino al verso 8. Alleluia. Gloria al Signore. Se l'avete trovato vi chiedo di alzarvi in piedi, vogliamo onorare la parola di Dio. Signore sia lodato. Amen. In quel tempo Gesù attraversò di sabato dei campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e si misero a strappare delle spighe e a mangiare. I farisei, veduto ciò, gli dissero: vedi, i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito fare di sabato. Ma egli rispose loro: non avete letto quello che fece Davide quando ebbe fame, egli insieme a coloro che erano con lui? Come egli entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazione che non era lecito mangiare né a lui né a quelli che erano con lui, ma solamente ai sacerdoti? O non avete letto nella legge che ogni sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli? Ora io vi dico che c'è qui qualcosa di più grande del tempio. Se sapeste che cosa significa voglio misericordia e non sacrificio, non avreste condannato gli innocenti, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Gesù è il Signore del sabato. Amen. Amen. Ma possiamo dire anche della domenica, Amen. del lunedì, del martedì, del mercoledì. Egli è il Signore di ogni giorno, di ogni anno. Egli è il Signore dei Signori. Alleluia, il Re di gloria. È capitato che Gesù si trovasse insieme ai suoi discepoli. I suoi discepoli il giorno di sabato ebbero fame e si misero a strappare delle spighe per mangiare, avevano fame. Subito i farisei, i dottori della legge, i sepolcri imbiancati, come li chiama Gesù, perché accusano sempre gli altri ma non guardano se stessi. Sono dottori della legge perché conoscono la legge, ma sono di quelli che sono bravi a predicare e poi non sono bravi a mettere in pratica. E purtroppo anche nei nostri giorni ce ne sono, ma dobbiamo guardare non all'uomo, dobbiamo guardare a Cristo. Dobbiamo guardare a noi stessi, esaminare noi stessi, non esaminare gli altri, non giudicare gli altri. Ciascuno esamini se stesso, è scritto nella parola. Il giorno di sabato avevano fame, i discepoli si misero a mangiare, i farisei li accusano: ma i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito fare il giorno di sabato. Era vero, secondo la legge mosaica nel giorno di sabato non si doveva fare proprio nulla, ma era del tempo dedicato esclusivamente al riposo, ma soprattutto alla ricerca del Signore, ad offrire il proprio culto a Dio, ad adorare Dio. Gesù risponde a questi uomini, a questi farisei, gloria a Dio, perché ha sempre una risposta al Signore. Amen. Quando il Signore risponde disarma, non c'è replica, perché la sua parola è verità, ti mette a nudo. Vi ricordate di Davide? Si riferisce a un episodio in prima Samuele capitolo 21 versetto 6, quando Davide scappa perché è inseguito da Saulo che lo vuole uccidere, entra nel tempio per rifugiarsi, ha fame e ci sono il pane dedicato alla liturgia, il pane della presentazione. Ha fame, cosa fa? Non mangia lui, mangia i suoi. Ecco, Gesù ricorda loro questo fatto avvenuto a Davide. Non poteva mangiare, solo i sacerdoti potevano mangiare, eppure li ha mangiati. Ora, poi il Signore dà una grande lezione, dice: dovete imparare cosa significa io voglio misericordia e non sacrificio. Se avevano fame dovevano mangiare, indipendentemente se era sabato o non sabato. Il Signore non desidera un sacrificio da parte nostra. Gloria a Dio, Egli ci insegna che Egli è più grande
della legge stessa, è più grande del giorno, è più grande di ogni cosa. Ora, quello che era stato stabilito all'epoca di Mosè, secondo la legge mosaica, era diventato poi una norma rigida, e quasi più che adorare il Signore si adorava il giorno del Signore, si aspettava il giorno per riposarsi. Gloria a Dio, dobbiamo vedere oltre. Grazie a Dio perché lo Spirito del Signore ha aperto la nostra mente, vero? Alleluia, lo Spirito del Signore ci dà una nuova visione di tutte le cose. Certamente è giusto però che ci sia un giorno per il Signore. E qui ho preso degli appunti, ho fatto una piccola ricerca. Lo Spirito era quello che desiderava, lo Spirito del Signore desiderava che l'uomo avesse un tempo per Lui. Anche oggi il Signore desidera da ciascuno di noi che abbiamo un tempo non per noi stessi solo, ma per Lui. Amen. Sabato significa pausa, interruzione. Era il 7° giorno. Dio si riposò, dice, il 7° giorno, no? Fu istituito con la legge mosaica per essere un giorno di astensione dal lavoro ordinario, un giorno di adorazione al Signore. Vi do qualche verso, Deuteronomio capitolo 5, versetto 14. Ma i principi stabiliti per il sabato sono ancora validi per i credenti di oggi, che devono avere un giorno della settimana per riposare e adorare Dio. Amen. C'è un tempo per ogni cosa, c'è un tempo per lavorare, ed è giusto andare a lavorare. C'è un tempo, dice Salomone, per piangere, tempo di tristezza, di prova, difficoltà. C'è un tempo anche per gioire. Amen. C'è un tempo per ogni cosa, c'è un tempo anche per il Signore. È giusto riconoscere quello che gli è dovuto a Dio. Amen. Amen. Era questo il senso del sabato, perché Mosè aveva istituito il sabato, perché l'uomo riconosca che c'è un tempo anche per il Signore, per il Dio onnipotente, per l'unico solo vero Dio. Amen. Alleluia. Quindi anche i credenti di oggi devono avere un giorno della settimana per riposare e adorare Dio. Gesù condanna l'ipocrisia dei capi religiosi nell'applicazione della legge. Quello che condanna il Signore è la falsità. Utilizzare la legge per condannare gli altri, per prenderli in fallo. Questo facevano i farisei. Utilizzavano la legge per prendere in fallo Gesù e i suoi discepoli. Ma Gesù aveva sempre una parola pronta. Anche il giorno di sabato ha compiuto miracoli. Amen. Più avanti si legge dell'uomo dalla mano paralizzata e l'ha guarito il giorno di sabato. E gli dicono: è giusto fare un miracolo il giorno di sabato? E Gesù risponde, se lo leggete riassumo, no? Gesù come risponde? Se uno di voi ha una pecora che cade in un burrone il giorno di sabato, cosa fa? La lascia stare, la lascia morire perché è sabato? Siete poveri. Non potete rinunciare ad una pecora, sono soldi e guadagno, è vero? Anche se è sabato, voi vi calate, la prendete la pecora, la aiutate. Quindi siete degli ipocriti. Se quest'uomo ha bisogno, è venuto a me il giorno di sabato, io gli farò grazia, perché sono superiore al sabato. Amen. Il Signore non può essere sottomesso al sabato, Lui è il Signore del sabato. Amen. Amen. Da questo insegnamento profondo condanna l'ipocrisia. Ora, lo scopo spirituale del riposo cos'è? È dedicarsi interamente a Dio. È un tempo per conoscere, adorare e pregare il Signore privatamente e pubblicamente. Perché privatamente e pubblicamente? Non dobbiamo trascurare il nostro rapporto personale con Dio, un rapporto privato, ma anche pubblicamente dobbiamo
far vedere che andiamo in chiesa, o no? Tutte le domeniche i miei vicini guardano, vestito pulito, la valigetta, io e la mia famiglia andiamo in chiesa, lo sanno. Vanno in chiesa tutte le domeniche, l'orario, lo sanno, è una testimonianza. Anche quello è un rendere onore a Dio. Amen. Gloria al Signore. Quindi è un tempo per adorare, per pregare il Signore privatamente e pubblicamente. Trascorriamo questo giorno per rinnovare il nostro impegno con Cristo, per edificarci e rinsaldare l'unità con gli altri credenti. Amen. E riconoscere che tutta la nostra vita appartiene al Signore. I cristiani, i primi cristiani, scelsero come giorno del Signore il primo giorno della settimana, la domenica. In questo momento ancora il sabato era il giorno che veniva osservato, ma nella storia della Chiesa, che inizia con gli Atti degli Apostoli, il primo giorno della settimana i primi credenti lo scelsero per ricordare la risurrezione di Cristo e per offrire il proprio culto a Dio. Lo troviamo in Atti capitolo 20 versetto 7. Se avete la Bibbia leggiamo Atti capitolo 20 versetto 7. Ecco perché poi è diventata tradizione la domenica, andare in chiesa la domenica, offrire culto al Signore, che è il primo culto principale, ma non vuol dire che gli altri giorni non possiamo offrire un culto al Signore. Amen? Amen. Possiamo offrire un culto anche. Ci sono chiese che offrono il culto al Signore non la domenica ma il sabato, perché il pastore ha diverse chiese e siccome non possiamo scinderci, no? La mattina e la sera va bene, possiamo offrire il tuo culto non la mattina o la sera, ma se abbiamo una terza comunità, io sono costretto a una comunità a fare il culto il sabato, per esempio, no? Non è importante se è domenica o sabato, l'importante è offrire il proprio tempo a Dio. E poi non possiamo neanche limitarci ad avere un giorno alla settimana per offrire il culto. Ci sono altri giorni, altro tempo che possiamo dedicare al Signore di settimana. Noi non stiamo facendo i culti in questo momento di settimana, ci riuniamo in Zoom, su Zoom, ma comunque il desiderio ci deve essere, di offrire il culto a Dio, a dare a Dio ciò che gli è dovuto. Gesù disse un giorno a qualcuno che gli chiese: ma è giusto pagare le tasse? Quale fu la risposta? Dammi una moneta. Dice: cosa c'è scritto? Che figura c'è in quella moneta? Che Cesare. Dai a Cesare quello che è di Cesare. È giusto pagare le tasse, lavorare. È anche giusto dare a Dio quello che è di Dio, no? C'è qualcosa che appartiene a Dio, noi non glielo dobbiamo dare. Amen. La nostra tassa non è l'offerta, i soldi che mettiamo nell'offerta, quello è solo una parte, per ringraziare Dio nel profondo del nostro cuore. Amen. Grazie a Dio che ci tocca il cuore per poter dare per l'opera sua, ma c'è la gloria che gli è dovuta. Dobbiamo glorificare il Signore, dobbiamo lodarlo con tutto il nostro cuore. Amen. Amen. Dobbiamo dare l'attenzione nostra a Lui. Amen. Il nostro pensiero a Lui, i sentimenti del nostro cuore, la parte principale del nostro cuore a Lui. Amen. Amen. Dobbiamo riconoscere che non siamo padroni di noi stessi, anche se Dio ci dà libertà, ci rende liberi. Noi abbiamo un Signore che è il Signore dei Signori. Amen. Il Re dei Re. È Gesù il nostro Signore. Amen. Lui è il padrone della mia vita, Lui deve essere, io voglio che sia il padrone della mia vita, perché la mia vita, se è sua, è benedetta in Lui. Amen. Alleluia. Quindi Atti capitolo 20 versetto 7, cosa leggiamo? Avete trovato qualcuno? Il primo giorno della settimana cosa fecero? Ruppero il pane, la Santa Cena, fecero il culto. Lo leggi? Grazie, leggi. Il primo giorno della settimana, mentre erano riuniti per spezzare il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, parlava ai discepoli e prolungò il discorso fino a mezzanotte. Quindi si stavano riuniti a celebrare il culto al Signore, fecero la Santa Cena, il primo giorno della settimana, che è la domenica. Il primo giorno della settimana è risuscitato
Gesù, ecco, poi la tradizione ha unito i vari significati, i momenti storici. In Prima Corinzi capitolo 16, versetto 2, la stessa cosa. Il primo giorno della settimana erano riuniti per celebrare il culto al Signore. Quindi da lì poi è diventata consuetudine poi la domenica. Quindi la domenica può essere una buona indicazione al mondo che i credenti appartengono a Cristo. Amen. Dedicare almeno un giorno su 7 al Signore vuol dire testimoniare praticamente della propria santità anche quando il mondo è perverso e ribelle. Dedicare un tempo al Signore è fondamentale. Amen. Non possiamo essere cristiani o dirci cristiani quando stiamo a casa 7 giorni su 7 e non sentiamo la necessità, il richiamo di andare nella casa del Signore. Amen, fratelli. È qualcosa di biblico. Dio vuole che il suo popolo si raduni. È scritto anche: non abbandonate la vostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare. È vero che alcuni sono soliti fare, ma noi non possiamo essere come alcuni. Se vuoi amare il Signore, se lo hai accettato nella tua vita, devi essere coerente con questa scelta. Amen. Se veramente il Signore vive dentro di te, devi essere coerente con questa scelta. Se vuoi che il Signore apra il cielo e riversi su di te benedizioni, tu non lo devi rubare a Dio. Non gli devi rubare nulla a Dio. Voi mi derubate, scritto, non passo nel Vecchio Testamento. Ma dite: ma in che cosa possiamo derubarti? Nelle offerte, nelle decime, nel tempo che mi è dovuto. Sono cose che a Dio dobbiamo dare. Il tributo della lode va dato a Dio. Amen. Il ringraziamento, Amen. l'adorazione va data a Dio. Amen. Purtroppo viviamo in un momento di freddezza spirituale collettiva, ma non dobbiamo adagiarci. Dobbiamo chiedere al Signore un risveglio. Signore, cosa mi impedisce? Cos'è che mi impedisce, Signore, di vivere pienamente nella tua grazia? Di poter dire quando è domenica: oh che bello, è domenica, vado in chiesa. Perché non sento il piacere, la gioia di venire in chiesa, Signore? Perché? L'hai mai chiesto al Signore? Ci siamo coerentemente, sinceramente prostrati davanti al Signore e chiesto a Lui il motivo, il perché? O ci domandiamo solo il perché, Signore, tu non mi rispondi? Perché, Signore, tu non mi fai grazia? Perché, Signore, non intervieni? Perché? Sono i nostri perché, ci sono i Suoi perché. I perché che hanno valore sono i Suoi perché. Perché non mi servi? Perché non mi dai quello che è dovuto? Perché non vieni in chiesa? Perché non sei assiduo nell'attività della chiesa? Perché? Ora mettetemi alla prova, dice il Signore, e vedrete se non vi aprirò le cataparte del cielo e verserò su di voi copiose benedizioni. Amen. Alleluia. Crediamo che Dio può benedire la nostra vita. Amen. Crediamo che il Signore può fare ogni cosa. Amen. Può guarire, Amen. può fare miracoli ancora oggi. Io ci credo, gloria a Dio. Alleluia. Ma Dio vuole un popolo che lo servi, che lo adori. Alleluia. Amen. Altrimenti tutto quello che tu presenti è ipocrisia davanti a Lui. Tutto quello che fai quella volta che ti ricordi che c'è la Chiesa ed entri ogni tanto in Chiesa è ipocrisia, non vale niente. Io non facci essere come i farisei, osservanti della legge, ma non capiscono lo spirito della legge. La legge mosaica aveva un senso all'epoca, alleluia, ma poi sono arrivati ad osservare il giorno, ad adorare il giorno più che Dio. Alleluia, adoriamo Dio con tutto il nostro cuore. Amen. Alleluia. Offriamo il nostro culto a Dio che è vivente nei secoli. Amen. Amen. Adoriamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
diamo a Lui la nostra vita, umiliamoci, sottomettiamoci alla Sua volontà e il Signore ci benedirà. Amen. Vedremo ancora cose grandi, perché il Signore non cambia. Amen. Il Signore è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Amen. Siamo noi uomini che cambiamo. Vedete, da quando è stata istituita la legge mosaica fino a quel tempo, nel tempo di Gesù, come sono cambiate le cose, a tal punto che al figlio di Dio gli dicevano: tu non puoi fare questo di sabato, non è lecito che tu faccia questo. Gloria al Signore. Quanto è buono il Signore, Alleluia. come dovrebbe trattarci il Signore. Se ci trattasse come noi meritiamo, nessuno di noi scamperebbe. Alleluia. Ma il Signore desidera misericordia, ci dà misericordia e desidera da parte nostra quella misericordia che riceviamo da parte sua, che la possiamo anche rivolgere ad altri e anche verso di Lui. Amen. Possiamo capire cosa vuol dire essere figli di Dio. Possiamo capire veramente cosa vuol dire: io ti dico grazie Gesù dal profondo del cuore per il sacrificio che ti hai compiuto sulla croce. Spesso ringraziamo il Signore come parole che ripetiamo spesso: grazie per il sacrificio della croce. Ma abbiamo compreso il sacrificio di Cristo veramente? Gloria a Dio. Cosa vuol dire servire il Signore, adorarlo, aprire il cuore alla sua presenza? Siamo legati sempre alle cose materiali, siamo legati a questo mondo, siamo legati alle cose che desideriamo, continuiamo a desiderarle, le stesse cose, nulla è cambiato dentro di noi. Eravamo una volta in un modo, nel mondo non frequentavamo la Chiesa, ma adesso frequentiamo la Chiesa, siamo gli stessi, solo che l'unica differenza è che adesso frequentiamo la Chiesa ogni tanto. Ci deve essere un cambiamento interiore, profondamente interiore, amen. Ci deve essere un cambiamento vero. Il Signore deve poter operare liberamente in ognuno di noi, e lo possiamo far operare dentro di noi solo se ci sottomettiamo a Lui, solo se riconosciamo che a Lui va la lode e la gloria. Amen. Gloria al Signore. Alleluia. Io ho finito, però vorrei invitarvi adesso ad alzarvi in piedi e a trascorrere un momento